chiamati e se ne è parlato anche rispetto alle rivendicazioni di gay e lesbiche, quindi la richiesta del riconoscimento della coppia, una legge contro l'omofobia, la richiesta oggi che è quella del matrimonio. Se ne è parlato tanto, ma a volte, il più delle volte se ne è parlato a sproposito. Cioè se ne è parlato a livello un po' ideologico, c'è stato sempre lo scontro tra i cattolici e i non cattolici, tra chi era di una posizione e chi era di un'altra, di sinistra o di destra, però in realtà si è parlato molto meno di quello che è realmente l'omosessualità, di quello che realmente sono gay e lesbiche, e la maggior parte di quelli che parlano di omosessualità, di omofobia o di diritti di gay e lesbiche, la maggior parte magari non hanno mai incontrato un gay o una lesbica, non hanno mai saputo che un loro parente, un loro amico, una loro amica, un loro familiare era gay o era lesbica, o magari trans, sì, magari se ne sono accorti perché ha cambiato sesso o comunque se ne sono accorti dal modo di vestire, ma gay e lesbiche non sono solo così come ci vengono proposti dalla televisione e dalla mass media, che logicamente ci propongono la maggior parte delle volte ci propongono degli stereotipi, quindi li riconosciamo perché magari vestono in maniera particolare o si comportano in maniera particolare. Eppure le statistiche dicono che circa il 10% della popolazione è omosessuale. Questo vuol dire che in una classe di 30 persone dalle 3 alle 5 persone sono omosessuali, quindi anche voi magari avrete parlato di omosessualità, a volte vi sarà capitato anche qui a scuola o fuori di usare il termine gay, di usare il termine molto più spesso finocchio, oppure il termine froscio, che è un termine dispregiativo che viene usato come offesa. E vi sarà capitato di assistere a qualche scena, insomma, di omofobia o di bullismo, o magari di averci anche partecipato, di aver visto qualcuno un po' effeminato e di averlo apostrofato come finocchio, come froscio, senza pensare se magari quella persona lo era davvero e attenendovi semplicemente al comportamento esteriore. Però a differenza di altre parolacce che magari si riferiscono, che so, a escrementi, a parti del corpo, eccetera, e quindi la loro negatività sta in quello a cui si riferiscono, il termine froscio dovrebbe essere offensivo proprio perché vuol dire omosessuale. Ma in realtà che cosa c'è di offensivo nel dire a qualcuno che è omosessuale? Quando il problema qual è? È che nella vostra età, o anche a volte più giovani, a volte più grandi, gay e lesbiche cominciano a scoprire di essere gay e lesbiche, cominciano a sentirsi diversi, quando cominciano le prime pulsioni, quello che un po' provate tutti a quest'età, che abbiamo cominciato magari dalle medie. Cominciamo a interessarci delle altre persone in maniera particolare, comincia a piacerci qualcuno, allora magari lo vogliamo conoscere o la vogliamo conoscere, cerchiamo di stabilire un rapporto, cerchiamo magari il primo fidanzamento, il primo bacio. Ecco, in quel momento anche gay e lesbiche magari sentono la stessa cosa, però lo sentono per le persone del loro stesso sesso. E questo provoca in loro un forte problema, un problema di accettazione, perché anche gay e lesbiche hanno subito la vostra stessa educazione, sono figli della stessa cultura, hanno avuto le stesse informazioni, sin da piccoli se erano bambine gli dicevano tu devi giocare con le bambole, se erano bambini gli dicevano devi giocare con i soldatini o con Big Jim, ti devi vestire in un certo modo, ti devi comportare in un certo modo. Se eri un bambino ti chiedevano, beh, c'hai la fidanzatina, c'è qualche ragazza che ti piace, se eri una bambina ti chiedevano se avevi il fidanzatino. Insomma, la vita come ce l'hanno prospettata quando siamo piccoli è una vita eterosessuale, dove lo scopo della vita poi è quello di trovare un compagno e una compagna con cui
magari sposarci e avere tanti figli, e ci dicono che lo scopo della nostra vita è quello di procreare e portare avanti così la società. In realtà non è proprio così. Lo scopo della vita è quello di realizzarci noi e realizzarci insieme agli altri, quindi di far progredire la società, sì, ma non semplicemente con la procreazione, farla evolvere. È quello che trovano gay e lesbiche all'inizio. Il problema più grosso che hanno è quello di accettare la loro diversità, accettare di essere come un qualcosa che non gli è mai stato prospettato, come un qualcosa che a loro non è mai stato detto che è naturale, non gli è mai stato detto che è una semplice variabile del comportamento umano, così come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. A loro gli è sempre stato detto che è sbagliato, magari gliel'ha detto il prete al catechismo, magari gliel'ha detto l'insegnante a scuola, o magari gliel'hanno detto anche nella loro famiglia, gli hanno detto no, la via giusta è l'eterosessualità, e magari facevano delle battute o ridevano quando vedevano un gay o una lesbica in televisione, o quando vedevano una manifestazione, o esprimevano contrarietà rispetto alla possibilità che a gay e lesbiche venga riconosciuta la coppia, o che gay e lesbiche possano formare delle famiglie. Questo problema ad accettarsi è quel percorso di autoaccettazione che tutti i gay e le lesbiche devono affrontare. C'è chi lo affronta in maniera più veloce, riesce ad accettarsi prima, c'è chi trova più problemi perché magari è più debole, perché magari ha avuto più pressioni dalla famiglia, perché magari si è trovato in un contesto più omofobico. E allora in quel periodo dell'adolescenza in cui tutti vogliamo vivere i primi amori, in cui tutti vogliamo vivere le nostre prime relazioni, in cui tutti vogliamo vivere quello che insomma, quello che ci indica il cuore, o che ci indica insomma il nostro desiderio, molto spesso gay e lesbiche quello non lo vivono, ed è quella che noi chiamiamo l'adolescenza rubata. Cioè quella fase della vita in cui si dovrebbero sperimentare delle nuove cose, delle nuove gioie, delle nuove relazioni, lo stare insieme con qualcuno che ti piace. E molto spesso gay e lesbiche questo non possono viverlo, gli è impedito dal contesto sociale, non perché loro non provino qualcosa, ma perché non lo possono fare, perché sarebbe visto male dagli altri, e quindi si inibiscono, magari si chiudono in se stessi, e comincia quel periodo più o meno lungo. Per fortuna oggi è più breve del passato, perché di omosessualità se ne parla ed è possibile vedere gay o lesbiche in televisione, se ne parla anche in città. Io ricordo, io ho fatto questo liceo, sono uscito però nell'89, e quando mi sono maturato io di omosessualità a Sassari non se ne parlava in nessun modo. Da nessuna parte, era un argomento tabù, non c'erano associazioni, non c'erano locali, non c'erano punti di riferimento. Oggi qualche punto di riferimento c'è, ma la situazione è cambiata, sì, è sicuramente migliorata, ma ancora non permette alla maggior parte di gay e lesbiche di accettarsi, di uscire fuori e di vivere quello che provano, di vivere la loro sessualità, perché non è la loro omosessualità, è la loro sessualità così come tutti la viviamo, vivere i loro desideri, vivere le loro relazioni, potersi avvicinare a qualcuno e dirgli ciao, ti vorrei conoscere, insomma quello che facciamo un po' tutti, quello magari la maggior parte di gay e lesbiche non lo fanno. Adesso nella vostra scuola ce ne sono tanti di gay e lesbiche, chiedetevi voi quanti ne conoscete, con quanti avete parlato, con quanti vostri amici hanno avuto il coraggio di dirvi che sono gay o che sono lesbiche. Se vi chiedete questo vuol dire è cominciare a porre le basi perché i vostri amici comincino ad accettarsi e comincino ad aprirsi anche a voi. Significa che quell'amicizia ha un valore, non è semplicemente una conoscenza, ma è un'amicizia. Non dovete pensare solo
all'accettazione dell'omosessualità, perché non si parla di accettazione, si parla semplicemente di rispetto delle persone e creare le condizioni perché anche gli adolescenti o i giovani gay e lesbiche possano vivere tranquillamente la loro sessualità e la loro vita e vivere, diciamo, quello che vivete voi con più tranquillità.